Siamo con Fabrizio e Fabio del Salberghiero Azzuni con due bella saffatta de caso e di sprecontosa si contai ita cosa esti Salberghiero, ita avanti in questa scuola e ci avanti no, in sa Sartiglia, su villaggio Sartiglia di Aristanis. Fabrizio, conta si che una cosa. Iniziando su Gesù, questa scuola alberghiera si trasforma in tutto questo che punti cibo sono naturali sì. E noi ci caso di accostare in questo caso, per su caso, su pecorino romano, gli ho fatto un abbinamento con mele da cardo, un abbinamento con cannonau e pira, un abbinamento con confettura di arancio e una confettura di pira. Gli ho cercato di assettare poi vari gusti. È veramente buono di aici, scetti su caso papà o come un secondo prato, però è un caso che si dice tipo può con il primo prato e con il secondo e infine poi concludono il pasto, Dio uso a questa sistemazione con summeli che è veramente buono. Ma bocamente una curiosità, vedete che si a romano questo pecorino? Se c'era il romano, poi in sa storia, quando bene sul romano, sono in Sardegna, a si colonizzare, e hanno importato sul latte nostro, e hanno trasformato in casa, e hanno servito a pecorino romano, però su latte e su tipo di suo traballo è su nostro. Non so è che sono facendo corriazzo mentalmente, no, non do gradeceo su questo nome pecorino romano. Ma su pecorino romano è sardo, a su 100%, su latte è su nostro, su 100%, e il pastore che lo trabalha da fonte di sardo a su 100%. E Quindi, dunque, e dunque se dobbiamo valorizzare poco su chi è, portare sul mercato europeo e mondiale e gradisco veramente. Noi sono in Sardegna sto cercando di promuovere con varie campagne, sa, proprio per questo motivo. È un uomini pecorino romano che non sono associato con un caso che non è su nostro. Scetti ma porta su uomini del pecorino romano, ma è fatto da noi, con pastori nostri, con chianti vasci, brevesi, in terra nostra, sa, e su caso è veramente buono. io è sardo e tutto, Ed no? è sardo. Fabio, aggiungi scala una cosa tu? Niente, che è un buon prodotto da valorizzare sicuramente e consiglio di provarlo in qualsiasi tipo di pietanza perché è veramente un buon prodotto. Anda bene bene, intanto su, grazie a esistenti del Salberghiero de Castello e a Sibiria a travolta.